La situazione meteorologica: il promontorio anticiclonico presente sul Mediterraneo centro-occidentale non dà segni di cedimento e quindi prosegue la stabilità meteorologica, con temperature sopra media su tutto il continente e qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi localmente sulle alte pianure del nord Italia. Infatti durante il pomeriggio nuvolosità sul comparto Alpi Liguri e sulle vette avetane, fenomeni associati a sfondo temporaleschi nel pomeriggio, velature in transito invece sulla linea di costa su centro-ponente, con la tendenza ad un rapido ritorno a cieli sereni in serata ovunque. Venti dai quadranti meridionali, mare quasi calmo o poco mosso, temperature massime stazionarie su valori diffusamente superiori ai 32 gradi sia in costa che nelle aree interne. Per domani, martedì 11 agosto, i previsori della Limete si attendono un'altra giornata calda e soleggiata, con al più cieli velati e nuvolosità irregolare nelle aree interne, accompagnata da fenomeni convettivi nelle ore pomeridiane su Alpi Liguri e vette avetane in sconfinamento verso la Val Bormida e più sporadicamente sui versanti padani occidentali entro la mezzanotte. Venti a regime di brezza da nord in prima mattina e in tarda serata, da sud nel corso delle ore diurne sotto costa, mare quasi calmo poco mosso. Temperature in ulteriore leggero aumento sui versanti padani con valori anche localmente superiori ai 36 gradi nelle ore pomeridiane. Altrove nessuna particolare variazione, valori sempre elevati accompagnati dal disagio fisiologico per il caldo.